tutti, oggi vogliamo portarvi in un posto bellissimo che forse molti di voi non conoscono. Esatto, Cabras è un paese in Sardegna che si trova vicino alla costa occidentale. Ha delle spiagge che non sono solo belle, ma anche piene di storie da raccontare. Immaginatevi la sabbia bianca e fine, il mare azzurro e limpido e tanti piccoli segreti nascosti in mezzo alla natura. Iniziamo il nostro viaggio, tutti insieme. Sì, partiamo! La prima spiaggia che visitiamo è Isarutas. Sapete qual è la particolarità di questa spiaggia? Qui la sabbia non è proprio sabbia, ma sono tantissimi granelli di quarzo colorato. Sono bianchi, rosa, verdi e azzurri. E se li guardi da vicino sembrano piccoli gioielli. È come camminare su un tappeto di diamanti. Però attenzione, anche se i granelli sono bellissimi, non si possono portare via. Dobbiamo rispettare la natura, perché se tutti li portassero a casa, questa spiaggia non sarebbe più la stessa. E sapete una cosa? Isarutas è un paradiso anche per chi ama fare snorkeling, perché sotto l'acqua ci sono pesci colorati e una vegetazione marina speciale. Dopo Isarutas ci spostiamo alla spiaggia di Mariermi. Anche qui la sabbia è fatta di piccoli granelli di quarzo, ma ha dei colori un po' diversi, più bianchi e lucenti. Mariermi è una spiaggia lunga e molto tranquilla. Se ci vai d'estate puoi sentire solo il suono delle onde e il canto degli uccellini. È il posto perfetto per chi vuole rilassarsi, fare lunghe passeggiate o costruire castelli di sabbia o meglio di quarzo. E c'è una cosa interessante, la spiaggia di Mariermi è famosa anche per le piante di ginepro che crescono lungo la costa. Queste piante sono tipiche della Sardegna e hanno un profumo molto speciale. Ora andiamo alla spiaggia di Memoni, che questa spiaggia è un po' piccola, ma ha un'atmosfera magica. La sabbia è bianca e il mare è trasparente come uno specchio. Tra Maimoi e Mariermi gli archeologi hanno trovato delle statue antiche, chiamate i giganti di Montebrama. I giganti sono statue di pietra alte quasi 2 metri e risalgono a più di 3000 anni fa. Nessuno sa esattamente chi le abbia costruite, ma si pensa che rappresentino dei guerrieri sardi. Oggi queste statue sono costruite nei musei, ma immaginate quanti segreti nasconde ancora la terra di Cabras. Ma a Cabras non ci sono solo spiagge, vicino al paese si trovano anche delle bellissime lagune come lo stagno di Cabras, che sono degli specchi d'acqua poco profondi. E sapete chi vive in queste lagune? I fenicotteri rosa. Proprio così, i fenicotteri rosa migrano ogni anno e si fermano nelle lagune di Cabras per cercare cibo e riposarsi. Quando li vedi camminare in gruppo, sembra di vedere un quadro in movimento. E non ci sono solo i fenicotteri, ci sono anche tante altre specie di uccelli come ironi, anatre e gabbiani. Oltre alla natura, Cabras è famosa anche per la sua cultura della pesca. Qui si pescano delle specie speciali come i muggini. Dai muggini si ricava la bottarga, un prodotto tipico della Sardegna. Si tratta di uova di pesce essiccate che poi vengono grattugiate sulla pasta o usate per insaporire altri piatti. La bottarga è così famosa che ogni anno a Cabras si tiene una festa per celebrare questo prodotto. Durante la festa ci sono canti, balli e tanti piatti sardi da assaggiare. Se venite a Cabras dovete assolutamente provare la bottarga, anche se è un po' salata, ha un sapore unico. E così termina il nostro viaggio tra le spiagge segrete di Cabras. Abbiamo visto sabbie fatte di quarzo, acque trasparenti e statue antiche e fenicotteri rosa. Abbiamo scoperto la bellezza della natura, la storia antica e anche le tradizioni di un piccolo paese che ha tanto da offrire. Speriamo che questo viaggio vi sia piaciuto e che vi abbia fatto venire voglia di scoprire la Sardegna e le sue meraviglie. Grazie per aver viaggiato con noi.